Amici di QDP News, ci troviamo a Valdobbiadene in piazza Guglielmo Marconi per raccontarvi con le immagini la prima semitappa della tappa numero 9 del Giro d'Italia Under 23. L'arrivo è proprio qui in piazza Marconi dopo una tappa che parte da Conegliano, prima semitappa che si conclude proprio qui nel centro del paese del Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Qui su questo percorso, sullo stesso percorso che affronteranno i corridori negli ultimi chilometri, si era imposto nel 2009 Alessandro Petacchi al Giro dei Professionisti, il Giro dei Professionisti che era tornato proprio qui in centro a Valdobbiadene anche nel 2015. E allora con le immagini andiamo a raccontarvi la splendida giornata soleggiata del Giro Under 23. Il Giro d'Italia è sempre il benvenuto qui a Valdobbiadene. Oggi abbiamo l'Under 23 per la prima volta appunto che arriva nel nostro comune, almeno a mia memoria. Oggi ci sarà Cadelpoggio, dove chi vincerà il muro di Cadelpoggio vincerà il Giro d'Italia, ed è un evento appunto che dà pregio al nostro territorio, perché eventi così comunque che fanno parlare del nostro comune, dei nostri prodotti, è una cosa sicuramente positiva. Una vetrina che nei giorni scorsi si è arricchita anche del sopralluogo FIDA. Il Valdobbiadene è stata sancita come bandiera azzurra della corsa. Certo, l'altro giorno eravamo con Maurizio di Milano, che se non sbaglio ad oggi risulta l'atleta presente, diciamo, in carriera tra virgolette più medagliato d'Italia per quando riguarda l'atletica. È stata una grande soddisfazione appunto aver avuto la possibilità di portarlo in giro nelle nostre colline, ma anche sul Parco del Piave, sui due anelli che abbiamo individuato per la bandiera azzurra. È rimasto contento, con lui c'era anche un tecnico FIDAL, e il 7 settembre infatti ci sarà l'evento bandiera azzurra qui a Valdobbiadene in Villa di Cedri, proprio perché crediamo nel turismo sportivo, crediamo nel ciclismo, crediamo nel podismo, crediamo in tutti questi sport che portano il turista qui a Valdobbiadene per mangiare e bere bene, ma anche per fare attività fisica. Una grande festa. Valdobbiadene ha saputo accogliere in maniera organizzata, positiva questa tappa, questa semitappa finale del Giro d'Italia Under 23. Oggi è un giorno stupendo, quindi immagino che i ciclisti abbiano potuto godere di questo percorso fantastico, e mi auguro che le riprese che sono state fatte possano andare in tutto il mondo, come ogni volta che c'è l'arrivo del Giro d'Italia qui a Valdobbiadene succede. Quindi una grande opportunità per Valdobbiadene per mostrare le sue bellezze e l'accoglienza dei valdobbiadenesi. Una bella occasione anche questa, a dimostrazione della bellezza di questa disciplina sportiva e a dimostrazione anche della straordinarietà di questo territorio, che si presta a competizioni che mettono in campo e fanno emergere i talenti di tutti questi sportivi. Credo che sia stata una bella occasione anche di promozione complessiva dell'area, e mi pare di capire che anche l'organizzazione, gli atleti e il contorno che c'era e che c'è sia particolarmente soddisfatto. Ovviamente la giornata di bel tempo non può che aver aiutato ad essere ancora più ottimisti e essere ancora più favorevolmente colpiti da questa bella iniziativa. Anche la semitappa di oggi, che doveva essere insomma una passerella quasi, ha riservato delle sorprese. Purtroppo sì, una caduta a 5 km dal traguardo, tra l'altro in un tratto di strada molto bella, ampia, e purtroppo è caduta la maglia rosa. L'unica nota positiva è la vittoria di Dainese, questo giovane velocista italiano che ha dimostrato di essere veramente bravo, perché al termine di un Giro d'Italia così impegnativo è riuscito a mantenere una condizione che gli ha permesso di vincere in una tappa che, come tu hai detto, si è rivelata difficile. Sì, incredibile vincere oggi qua al Giro, l'ultima tappa. È stata un'esperienza fantastica, il mio primo Giro d'Italia. La prima tappa quarto, dopo un po' di alti e bassi, sono caduto, ho rotto la bici, però oggi stavo bene. Il percorso si addiceva molto alle mie caratteristiche, molto vallonato, e sull'ultima salita si è frazionato il gruppo, poi c'è stata una caduta, sono riuscito a rimanere davanti, poi 300 metri ho messo la freccia, sono partito e è andata bene. Siamo andati molto forte, soprattutto la salita finale, e poi ho sbagliato la discesa, e grazie mille ai miei compagni di squadra che hanno chiuso buco. È stata una caduta proprio sul finale che ha arretrato la maglia rosa precedente, e hai approfittato di questa situazione. Sì, sul finale sono stato davanti, ho sentito che c'era la caduta
però non sapevo chi è caduto, quindi siamo andati avanti e poi solo al traguardo ho saputo che è caduta la maglia rosa e ho ripreso la classifica. Ultimo crono a tutta, vado avanti e basta. Ancora applausi per Alexander!